Riparte finalmente ad Agrigento l'università, con il polo territoriale universitario agrigentino, costola dell'Università di Palermo. Stamani conferenza pubblica per la presentazione dell'offerta formativa 2019-2020. Per l'occasione presente il rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari, Pietro Busetta, presidente di Empedocle Consorzio Universitario, Giuseppe Termine, commissario ad acta della Camera di Commercio, che è anche socio, e il sindaco della città Firetto. 4 i neocorsi che gli alunni potranno frequentare, quello di architettura e ambiente costruito, economia e amministrazione aziendale, scienze dell'educazione e servizio sociale, un'offerta che nel tempo aumenterà anche grazie alle sinergie che si stanno creando intorno alla nuova struttura. Siamo con il professore Pietro Busetta, presidente di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. Ecco, una nuova creatura è nata, il Consorzio Empedocle, che è in sinergia con l'Università di Palermo e quindi il polo territoriale universitario di Agrigento. Cosa aspettarsi, quale futuro e quali programmi in essere? Io sono molto soddisfatto di aver contribuito a riportare la formazione ad Agrigento. Quando siamo arrivati il 1° di gennaio del 2018, praticamente il consorzio universitario e l'Università di Palermo stavano abbandonando questa area. Si è fatto un grosso lavoro, è stato un lavoro in salita, ma finalmente oggi coroniamo il successo di un consorzio che ha un'offerta formativa importante, perché l'Università di Palermo arriva in forze, ma c'è anche la LUMSA, c'è anche il corso di mediazione culturale, c'è un corso per i farmacisti, ci sono una serie di cose importanti per cui la formazione in provincia di Agrigento diventa importante. Io credo che un ringraziamento vada a tutto il Consiglio di amministrazione del Consorzio, un ringraziamento vada anche al Sindaco Firetto, che ci ha creduto fino in fondo e oggi raccoglie i risultati. Quindi possiamo dare buone prospettive per il futuro di questo polo universitario agrigentino, come lo fu tanti anni fa, e quindi ritornare a essere anche se piano piano un volano di sviluppo per la nostra città, per la provincia? Sicuramente sì, e il lavoro che è svolto è stato un lavoro in salita. Oggi credo che si aprano autostrade per il Consorzio di Agrigento e per la formazione dei giovani agrigentini. I corsi in archeologia, ma anche quelli in economia, sono fondamentali per lo sviluppo economico di questa terra, e credo che il lavoro che svolgerà Unipa, ma anche gli altri che saranno ad Agrigento per la formazione, sarà un lavoro importantissimo. Io oggi sono contento, e sono contento perché è la contentezza di quando si realizza qualcosa che si voleva con forza, e si realizza anche qualcosa che si era promesso, perché tutto sommato oggi rispettiamo una promessa che più volte avevo fatto, in particolare in occasione di una seduta di consiglio comunale molto calda, molto vissuta, molto interessante, devo dire. E sempre credo di essere stato coerente nelle mie affermazioni. Io avevo sempre detto, e lo ribadisco oggi, Agrigento per noi è importante, le sedi decentrate per noi sono importanti. È importante perché nelle sedi decentrate si realizza ancora di più quello che è il progetto e la mission, se volete, della nostra università, che è diversa rispetto all'Università di Verona o di Bergamo. Noi siamo diversi da Verona o da Bergamo. Noi qui abbiamo un ruolo sociale e anche economico che è fondamentale. L'università in Sicilia, a parte essere, come diceva qualcuno molto più importante di me, sentinella della democrazia, l'università è anche e soprattutto ruolo sociale, veicolo per la promozione della crescita del territorio, insieme con la scuola. Non c'è dubbio che per chi crede, come me, come tutti quelli credo che sono qui dentro, che la competenza, lo studio sono valori importanti, sono valori per la crescita delle persone. La competenza è un valore importante, lo riaffermo sempre, in continuazione. La conoscenza, la formazione, il sapere critico, il dare ai ragazzi
quegli strumenti, quel toolbox per riuscire proprio ad avere sapere critico, quindi sapere affrontare i problemi e sapere vedere le cose criticamente. Ecco, per tutto quanto questo, l'università, la scuola prima e l'università dopo sono fondamentali, e lo sono soprattutto in un territorio che è in ritardo di sviluppo, perché la Sicilia è in ritardo di sviluppo. Noi su 41.000 iscritti che abbiamo nella nostra università, è un dato che do sempre, circa il 40% sono nella cosiddetta no tax area, cioè hanno un reddito ISEE basso, per cui non pagano tassazione. Come noi pochi, cioè poche altre università hanno una percentuale di ragazzi no tax area così alta. L'altra volta con il rettore di Verona, non è un caso se faccio il confronto con Verona e Bergamo, dagli studenti, dalla componente studentesca, il gettito di tassazione studentesca che noi abbiamo è lo stesso che a Verona, solo che Verona ha la metà dei nostri studenti, perché c'è chiaramente una situazione sociale che è completamente diversa. Qui c'è, l'abbiamo letto in questi giorni, un 50% dei ragazzi che non studiano né lavorano. Qui c'è una gran percentuale di famiglie che sono a rischio povertà, e allora dobbiamo consentire di studiare e di arrivare ai più alti livelli della formazione anche a coloro i quali non hanno i soldi per mandare i loro figli a studiare fuori, anche a Palermo o magari anche in altre università. Il ruolo sociale dell'università qui è fondamentale, come quello della scuola e subito dopo dell'università. Per questo per noi essere qui è un dovere. Rettore Micari, ci rivediamo qui ad Agrigento per una bella notizia. Riparte il consorzio del Polo Universitario di Palermo, distaccamento di Agrigento, in una nuova veste denominato Consorzio Empedocle, con nuovi soci, quindi diciamo un nuovo corso, un nuovo avvio. Quali le novità e quali le attese anche per i tanti studenti agrigentini e anche delle province limitrofe? Sì, noi siamo qui proprio per dare il via sostanzialmente a questi nuovi corsi di laurea, a questa nuova offerta formativa. Più volte avevo avuto occasione di dire, veramente in tante occasioni, che noi come Università di Palermo tenevamo naturalmente alla realtà agrigentina, volevamo contribuire alla crescita del territorio attraverso la crescita dei ragazzi di questa provincia, e quindi tenevamo a ripartire con un'offerta formativa seria. Si sono create le condizioni perché questo avvenga, perché quello che io chiedevo sempre era stabilità, sicurezza da un punto di vista dei finanziamenti, stabilità, presenza nella governance. Queste condizioni si sono realizzate e quindi gli impegni che avevo assunto li stiamo mantenendo. Portiamo 3 corsi di laurea nuovi, che sono 3 corsi di laurea molto appetibili, molto interessanti per il territorio, molto richiesti dagli studenti. Economia in particolare è la classe di laurea più richiesta dagli studenti siciliani. Portiamo poi architettura, che qui è molto sentita, portiamo scienze dell'educazione, si aggiunge al corso di servizio sociale che appunto rimane. Insomma, io credo che ci sia un'offerta formativa che diventa interessante, spero numerosa, stabile, e quindi credo che si inizi un percorso molto bello. Il futuro quale può essere, anche considerando una sinergia, anche come diceva lei, fra i vari attori, regioni, comuni, Camera di Commercio e la vostra università? È chiaro che bisogna lavorare insieme inevitabilmente, perché venendo pensavamo che naturalmente la nostra presenza qui potrà essere tanto più forte quanto più anche i docenti verranno assistiti, quanto più servizi potranno avere stando qui. È chiaro che noi abbiamo interesse, questo è un territorio grande, è un territorio che ha una tradizione culturale forte, dove c'è una forte richiesta da parte dei ragazzi appunto di avere formazione, e quindi diciamo siamo di nuovo qui, siamo e ci staremo con forza e con grande impegno, dopodiché via via andremo verificando se ci saranno le condizioni per portare altri corsi di laurea, ma questo lo andiamo vedendo strada facendo. Intanto secondo me un'offerta formativa dove ci sono corsi di laurea grossi e importanti come economia, come architettura, come scienze dell'educazione, secondo me è un'offerta formativa importante. Antonio, che ha visto forse l'immagine più plastica che era quella del nostro cardinale, che ha
fatto sentire in tutti i passaggi delicatissimi di questa vicenda, dalla scena quando fu scenato il funerale, che era sostanziale nelle cose del consorzio, con quella condizione di inagibilità finanziaria che vide la provincia. Io ho il ricordo dell'aprile-maggio del 2015, quando si celebrò il funerale e qui si diede vita a quella drammatica riunione con gli studenti. Poi di tempo mi pare ne sia e di acqua ne sia passata sotto i ponti. Tante attività di posizionamento che sono state fatte con intelligenza, devo dire, salvando anche quella situazione di distruzione che era oramai nelle cose. L'uscita della Camera di Commercio, ce lo ricordiamo, le prese di posizione della provincia, un governo regionale che non assecondava. Ecco, oggi è un giorno importante. Empedocle, Consorzio Universitario di Agrigento, non è il punto di arrivo, non è una storia, come dicevamo, a lieto fine, ma è un punto di inizio. Riparte seriamente l'Università di Agrigento ed è una prospettiva che a questo punto si muove su basi più solide. Mentre nel tempo che fu avevamo un'università sostanzialmente finanziata dalla provincia, dagli enti locali, era il tempo delle vacche grasse ed era facile. Oggi invece ci si muove sull'autosostentamento e quindi nel male trovi il bene, nel senso che l'università deve muoversi lungo quelle che sono le specificità territoriali, per cui non sempre le crisi vengono per nuocere, le crisi a volte servono a migliorare e a rendere più forti i corpi che ne vengono aggrediti. Il Consorzio Empedocle potrà avere nuovi partner, potrà essere, diciamo, fonte attrattivo anche con nuovi soggetti anche della provincia? Perché no? Io immagino nuovi soggetti istituzionali che si avvicinino, mi auguro comuni nonostante le condizioni finanziarie che ci sono, mi auguro anche la presenza di privati che purtroppo stentano ad assecondare i processi universitari, cosa che è ormai assolutamente fisiologica in altre realtà, però il consorzio universitario deve certamente aprirsi a nuove partner. La Camera di Commercio è partner del Consorzio Empedocle, quindi diciamo oggi presente a questa iniziativa riparte il polo territoriale universitario di Palermo anche per Agrigento. Ecco, come mai avete deciso di continuare questa avventura e cosa ci aspetta anche per il territorio agrigentino? Abbiamo deciso di continuare questa avventura perché diciamo che l'università è trainante per l'immagine di tutta la provincia di Agrigento e per costruire il futuro. Infatti il nome Empedocle si è voluto dare questo nome come auspicio per una ripartenza, speriamo questa volta positiva, e per fare in modo che i nostri giovani, i nostri figli abbiano un futuro migliore. Ecco, ci possono essere sinergie anche con altri enti territoriali agrigentini? Io penso che se lavoriamo bene ci potranno essere. Ecco il ruolo della Regione in questo caso? Ma la Regione contribuirà, tra l'altro il Consiglio di amministrazione ci saranno dei membri regionali, quindi dovremmo essere garantiti anche a livello della Regione. Ecco, lei è commissario da pochi mesi della Camera di Commercio, ecco, quale sarà il suo ruolo nella guida della Camera di Commercio? E fin quando ci sono lavorerò per migliorare sia diciamo, la struttura di cui mi onoro di essere commissario e sia per essere a disposizione di tutte le esigenze del territorio. Si riparte il Consorzio Empedocle, una nuova immagine, una nuova compagine societaria, dopo tanti anni di sacrifici, di delusioni. Ecco, ora che immagine darà il nuovo consorzio anche in prospettiva di un futuro per i tanti alunni e studenti che lo vorranno frequentare? Oggi quello che presentiamo qui è l'offerta formativa dell'Università di Palermo, che riparte per l'anno accademico 2019-20 con 3 nuovi corsi di laurea: Scienze dell'Educazione, Economia e Scienze dell'Amministrazione, Architettura dell'Ambiente Costruito, e rimane inoltre il corso di studi di Servizio Sociale. Questa rinascita del polo di Agrigento è dovuta alla sinergia fondamentale tra Regione, Università e Consorzi, che hanno portato all'emanazione di provvedimenti legislativi che garantiscono nel tempo la stabilità finanziaria e danno la possibilità alle università siciliane di implementare l'offerta formativa nei poli decentrati. La presenza ad Agrigento dell'università, in collaborazione con il
Consorzio Empedocle di Agrigento rinasce sotto i migliori auspici. Noi siamo convinti che da questa nuova pagina della storia del decentramento universitario e di quello in particolare ad Agrigento non possono che nascere sviluppi forieri di potenzialità di promozione del territorio, di potenzialità della formazione e soprattutto anche sotto il profilo socio-economico, che è un altro aspetto a cui noi dobbiamo guardare. Noi siamo veramente orgogliosi e felici di vivere questa giornata perché, come giustamente diceva lei, abbiamo attraversato un periodo di crisi in cui l'università ha mantenuto fede ai suoi impegni intrapresi anche con grandissime difficoltà e oggi, dopo un lavoro silente, decisivo e efficace, noi ritorniamo praticamente in questa sede in collaborazione con la nuova management del consorzio universitario e quindi tutto nasce sotto i migliori auspici. Dottore Romeo, la sua presenza qui, se ci spiega quale può essere anche il ruolo del nuovo soggetto economico universitario agrigentino. Intanto diciamo, oggi veniamo qui a rappresentare la massima attenzione di tutti gli organi di governo dell'Università di Palermo ad Agrigento, agli studenti di Agrigento, alla città di Agrigento, perché adesso ci preoccupiamo di rilanciare questa sede attraverso nuovi corsi di studio. È un impegno importante per i nostri docenti che verranno qui con grandi sacrifici a offrire un'offerta didattica importante per la città e per i giovani di Agrigento. Quindi ci aspettiamo altrettanto che i servizi a supporto di questa offerta didattica che offriamo siano anche adeguati, quindi è solo attraverso una sinergia tra l'università e il consorzio, che è importantissimo in questa funzione, ma anche gli enti locali, che si può ottenere un risultato ottimo per gli studenti di Agrigento. Si punterà anche un'immagine nuova anche a livello promozionale? Sì, diciamo che già l'Ateneo di Palermo ha rilanciato uno degli obiettivi del nostro magnifico rettore, che ha espresso anche all'inaugurazione dell'anno accademico, è quello di rilanciare le attività delle sedi decentrate. Agrigento deve rappresentare un fiore all'occhiello per l'Università di Palermo, non deve rappresentare un problema, deve rappresentare un fiore all'occhiello. Quindi siamo qui proprio per rilanciare questa sede, per dare nuove opportunità ai giovani agrigentini e per in qualche modo anche dare un segnale di attenzione verso un territorio che spesso non è al centro dell'attenzione. Lei fa parte del CDA del Consorzio Empedocle, questo nuovo accordo, oggi una giornata importante. Quale futuro per questo soggetto che ultimamente è stato un po' bistrattato per tutte le vicende giudiziarie, transattive? Cosa c'è dietro l'angolo? Dietro l'angolo c'è finalmente una nuova governance, nella misura in cui la Regione ha stabilito che il consorzio universitario adesso Empedocle sarà diretto per i prossimi anni da un rappresentante della Regione con la funzione di presidente, super partes, da un rappresentante dell'Ateneo palermitano e da un rappresentante del territorio, anche un CDA molto snello. L'offerta formativa adesso sarà in automatico proposta dall'Ateneo palermitano, quindi non ci saranno più quei problemi di chiusura di corsi, ma si riparte praticamente già dall'anno prossimo con almeno 4 corsi di laurea. Adesso ci sarà la presentazione in aula crescente, quindi di nuovo servizi sociali, di nuovo architettura, di nuovo giurisprudenza e di nuovo una materia di natura economica. Un forte rilancio per tutti i giovani della nostra provincia. Una sinergia con gli istituti anche superiori scolastici è prevista? Sì, questo è prevista perché noi ogni anno facciamo un open day, chiamiamo tutti quanti a raccolta, ma non solo di Agrigento, di tutta la provincia di Agrigento. Il nostro auspicio è che i comuni viciniori, quindi Sciacca, Ribera, Canicattì, Licata eccetera, riprendano quel rapporto che c'era una volta con il consorzio universitario, cosa che da alcuni anni è mancato. Siamo con il vicepresidente del Polo Universitario di Agrigento, dopo tanti anni di lotte, di battaglie, di critiche, esce fuori un nuovo soggetto, il Consorzio Empedocle. Che dire? Devo dire che sono stati anni difficili, terribili, perché io sono qua in questo Consiglio di amministrazione dal 2012, posso considerarmi ormai mente storica, quindi ho vissuto tutte le fasi, dalle più critiche a quelle che oggi invece ci vedono
in una fase positiva di crescita. Oggi finalmente, dopo anni di lavoro, si segna il passo verso la ripresa dei rapporti con l'università nostra di riferimento che è Palermo. Oggi il magnifico rettore è venuto qui a confermare questa nuova forte e grande collaborazione tra Consorzio Universitario e Unipa, e oggi si presentano questi nuovi corsi di laurea che arricchiscono certamente l'offerta formativa del nostro territorio. Comparire anche su questo Consorzio Empedocle, abbiamo visto nuove figure, forse ci aspettava anche altri partner che potevano, diciamo, arricchire l'offerta societaria, invece insomma, alla fine è Agrigento, Camera di Commercio, insomma prima mi riferisco a qualche anno fa quando c'era anche la provincia, c'erano anche numerosi comuni, ecco ora questo non è possibile, come mai? Ma ovviamente un po' tutte le amministrazioni comunali che fondamentalmente sono stati diciamo, gli enti che hanno anche sostenuto in parte il consorzio universitario sono tutti in crisi, per cui anche per un comune pagare una quota associativa di 5-10 mila euro comincia a diventare pesante, per cui noi però al di là dell'aspetto economico, come riteniamo importante la presenza del territorio, dei comuni, quindi del territorio all'interno della compagine consortile, abbiamo proprio abbassato le quote associative per consentire ai comuni anche, come dire, con una quota minima di poter vivere la vita del consorzio universitario e dare il loro contributo. Ecco, il ruolo della Regione, un rappresentante agrigentino per il nuovo corso del Consorzio Empedocle, quali novità si ci aspettano, in particolare quali sono le offerte formative anche per il futuro? Per il futuro il ruolo della Regione subito con una battuta, intanto la Regione entra da protagonista garantendo quello che è la serenità economica per il funzionamento del Consorzio, si rilancia l'offerta formativa con un ritorno da parte dell'Università di Palermo, ma non solo, come sapete bene ci sono altre interlocuzioni. Per il futuro si stava lavorando e lasciamo in work in progress un corso di laurea che si parlerà di gastronomia, quindi scienze proprio gastronomiche, che è importantissimo, si può legare il territorio a quello che è questa peculiarità, turismo, cibo e quant'altro. Si continua intensificando il rapporto con gli istituti superiori, già ci sono in progress attività di alternanza scuola-lavoro, ci sono progetti PON in comune, si cerca di consolidare il rapporto del territorio con il Consorzio Empedocle proprio per poter arrivare a dare una possibilità ai nostri giovani e non devono necessariamente andare via. Riparte il Consorzio Empedocle, tra i corsi anche quello di architettura, ecco una sua valutazione, lei ha vissuto qui diciamo un po' tutto l'iter del CUPA fino allora alla nuova immagine Empedocle, cosa dire? È sicuramente una giornata molto importante per la città e per il territorio. Questo corso che si riattiva ad Agrigento è un corso triennale, è una grande opportunità per la città, per gli studenti e soprattutto si garantisce il diritto allo studio a chi non ha avuto in questi 2 anni la possibilità di poter frequentare un corso di laurea e di iscriversi quindi all'università. Diciamo che era un corso seguito quello il vostro? Sì, molto, fin dal 1999 che è l'anno in cui si istituisce il corso di laurea in architettura ad Agrigento, il numero degli iscritti è stato sempre molto importante. Negli anni è sempre aumentato, si è consolidato e ci auguriamo che con la riattivazione di questo corso si possa recuperare il tempo che abbiamo perso.